Oggi siamo qui a parlare di Segui il tuo istinto. Segui il tuo istinto is a completely natural product, composed of lime, stone, and marble powder, just like spatola stucchi, and offers excellent breathability. Quindi naturale, che dà molta traspirabilità. As it is a very thick product, it can have a smooth or worked effect. Che avendo uno spessore rilevante ci permette di avere un effetto sia liscio che lavorato, quindi a rilievo. Oggi andremo a fare... We will now see the effect known as pietra spaccata. We always start off with primus naturale. Si parte come sempre dal primus naturale. A parete asciutta andremo... Once dry, we apply istinto, which you can see is thick, and we spread it using a spatula. The color used was chosen from our catalog. In this case, the color NB. Il prodotto è molto morbido, si livella molto The product bene. is soft, levels well, and you need 1.5 to 2 kilograms per square meter. With this amount, you can cover up any wall Con defects. questa quantità, appunto, andiamo a coprire i piccoli difetti del muro. Quando ha finito la Once the wall is finished, this pad is used to create the design. il disegno lo facciamo con questo tampone e adesso Daniele vi fa vedere come si fa. It is important to work with the oblique pad, trying to mimic the vein of a split stone. Con questa parete adesso sta The wall asciugando. is drying, and when you see light and shade, it's time to pat it down. Tirato, è il momento di compattare. Allora andremo a schiacciare, a lisciare qui dove c'è il disegno e a schiacciare un po' più forte qui dove è liscio. You need to smooth the design and press harder where it's smooth to achieve the effect. Ecco, a questo punto il disegno The è design is complete. When it's dried a little more, in a few minutes, we will polish it again to achieve a nice smooth effect. lucidatura per avere proprio l'effetto bello liscio in queste aree. Bene, allora la parete adesso è asciutta. Adesso Now vi I want to faccio show you the vedere possible finishes. The easiest thing is using cera del vecchio naturale wax. la cera del vecchio. Perché? Perché essendo questo prodotto costruito sempre con prodotti naturali, la sua finitura ideale è la cera del vecchio. Che As it is a natural product, the ideal finish is cera del vecchio wax, which is composed of soaps and wax and ensures washability and protection. minimamente il valore naturale. On this meter of wall, we'll show you how to apply the wax. Vedere l'applicazione di cera. A
questo punto la cera è asciutta, se diamo un When the altro first coat of wax is dry, you should apply a second coat. perfettamente quell'effetto della pietra spaccata e poi lucidata. Altra finitura possibile è con gioia, oro. Another possible finish is Gioia Oro white paint. In this case, we keep the same color as the wall using Gioia NB. Rimaniamo in tinta con la parete sotto. Perfetto, a prima mano Once again, it is advisable to apply a second coat once the first is dry. migliora tantissimo l'effetto, quindi la consigliamo. Allora, qui il prodotto è finito, The wall is finished with this metallic effect and these veins. è molto morbido e molto piacevole. Bene, abbiamo completato, abbiamo dato tutte le In this indicazioni. film, we've tried to give you as much technical information as possible. Now, it's up to you to have fun and follow your Ma instinct. abbiamo in questo film fornito tutti i dati tecnici. A questo punto a voi divertitevi e seguite il vostro istinto.